Dove ti porta la fame di successo? Si può avere sete di gloria, ma soprattutto, che si mangia stasera? Oggi a Non Sono Moda parleremo di un trend che negli ultimi anni ha visto crescere la sua popolarità in modo davvero importante. Stiamo parlando a spaccazza nei jeans. Ai, crampo! Ai, un crampo! L'origine di questa usanza risale agli anni 60 ed è da attribuire ad un caso fortuito. Una studentessa statunitense di nome Evelyn Smith rubò un paio di jeans alla sorellastra per recarsi ad una festa. La sorellastra, non appena se ne accorse, lanciò una maledizione contro Evelyn. Dog should eat you, ovvero t'avesserà a mangiare i cani. La sera stessa Evelyn fu attaccata da un branco di lupi, arrivando alla festa con molta vergogna, ma ignara che stava lanciando una moda intramontabile. Oh, l'hai sentito che ho detto? Ignara. Ma che significa? Vabbè, vuoi cos'è? L'usanza della spaccazza nei jeans irrompe nella società come una ribellione da parte degli anticonformisti. I cosiddetti spasciapiedi. Inoltre, essi avevano il forte desiderio di staccarsi dal perbenismo dei borghesi, i cosiddetti fanolecchi. Oh, ma siete, ti serve freddo caffè? Non ti sentia? Se dapprima il fascino degli indumenti era fortemente legato al vedo o non vedo, con l'avvento della spaccazza nei jeans irrompe con prepotenza il concetto di se virano tutte cose. Dale. Ave mensa felle fuori. Nel settore economico questo trend ha sempre diviso le opinioni. Il jeans di una volta ha un costo irrisorio, mentre quello con la spaccazza, dove c'è meno stoffa, arriva a costare anche 3 volte di più. Ma allora, siamo modaioli? Siamo minchia? Che vi piaccia o no, la spaccazza nei jeans è arte. Proprio come i tagli su tela di Lucio Fontana. Oh, se ti faccio vedere i graffi nel mio divano, Omerta e Michelangelo. Chi storce il naso per questa usanza in realtà sottovaluta molti aspetti positivi. La spaccazza nei jeans infatti rinfresca le gambe, dà sollievo alle cosce squarate, fa respirare linguine esurato. Forse sarà una moda un po' pazza, forse un po' imbarazza, ma almeno una volta fatti un giro con la spaccazza.